La Corte di Cassazione stasera ha scritto la parola fine sulla vicenda giudiziaria del duplice omicidio di Manasuddas. La Suprema Corte ha confermato gli ergastoli inflitti dalla Corte d'Appello di Cagliari nel 2014 nei confronti di Mario Deiana e Sebastiano Pompita, entrambi di Oliena, in quanto ritenuti gli autori del barbaro omicidio di Pietrina Mastrone, una donna di Oliena, e di Tiziano Coco, un camionista di Samassi. Le vittime vennero gettate vive a distanza di giorni l'uno dall'altra all'interno di un pozzo situato nella vecchia caserma dei Carabinieri in località Manasuddas, un delitto che non ha precedenti nella storia criminale della Barbagia. Per gli omicidi in un altro processo è stato condannato all'ergastolo Mauro Fele, che aveva chiamato in causa i suoi due amici. Gli omicidi vennero commessi tra il 13 e il 25 ottobre del 2007 in tempi diversi. La Mastrone venne ucciso dopo che i giovani le avevano dato un passaggio, mentre Coco venne fermato, derubato dal camion e dalla merce e poi gettato nel pozzo. I cadaveri vennero trovati la notte tra il 27 e il 28 ottobre. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per i due imputati, dopo che la stessa Corte aveva annullato il 10 luglio del 2013 con rinvio agli ergastoli decisi dalla Corte d'Appello di Sassari nel 2012.